Come si prepara una partita? Proprio per quello che diceva lei, loro hanno tanta voglia di vincere. Io credo che questo sia proprio stimolante, nel senso che quando tu ti trovi di fronte a una squadra che ha grandissime motivazioni, il tuo obiettivo deve essere quello di controbilanciarle, e quindi è una crescita che tu devi avere, sapendo il tipo di ambiente che andrai a incontrare, conoscendo tutte queste sfumature. È chiaro che ancora di più tu devi acuire quelle che sono determinate tue lacune, tra virgolette, e quindi è una crescita continua e bisogna riuscire a cogliere questi aspetti, perché ogni giorno del nostro tempo deve essere improntato ad una crescita costante. E sabato forse ci sarà anche acqua fresca in campo, ma non dovrà dimostrare nulla, come dice lei. No, se vogliamo dire che acqua fresca deve entrare e fare 2, 3, 4 gol, credo che non sia l'approccio giusto. Io credo che acqua fresca debba ragionare, così come ho detto anche lui in questi giorni, pensando di essere un attaccante che in questo momento ha fatto il suo dovere, che ha lavorato, che ha faticato, con tutte le difficoltà che ci possono essere per ognuno di noi, ma con la tranquillità e la coscienza che sta lavorando bene, e quindi poi i risultati saranno soltanto una conseguenza, ma senza crearsi nessun tipo di problema, nessun blocco mentale, perché poi alla fine sono quelli che non ci danno vantaggi, e siccome non ci danno dei vantaggi è inutile crearceli. Siamo a Natale, mister. Non voglio entrare nella sua vita personale, però è logico chiedersi dove trascorrerà il Natale. In famiglia. Mi sarebbe piaciuto, approfittando della settimana di sosta che abbiamo, potermi svagare un po', però insomma ho cominciato a lavorare nel Cagliari da un mese, quindi nei mesi precedenti ho avuto anche tempo di essere più tranquillo e rilassato, quindi mi sembra giusto stare a casa, pensare alla mia famiglia, ai miei familiari, alle persone che mi sono vicine, alle quali voglio bene, e, e pensare anche al Cagliari, perché correre il rischio di andare magari lontano, ma sempre con il pensiero qui, quindi il binomio poi non è piacevole, quindi staremo comunque in relax per qualche giorno e poi dopo ci ributteremo nel lavoro. Mister, i tifosi sardi si augurano di trascorrere un ottimo Natale, il che significherebbe con 3 punti a Cesena. Beh, i tifosi sardi sono convinto che abbiano questo tipo di desiderio, ma devono sapere che prima di tutti siamo noi ad avere questo tipo di desiderio, e quindi il loro desiderio è anche il nostro. Ce la metteremo tutta, ci proveremo, questo pacifico. Credo che però ci siano anche altre cose che hanno una valenza, un'importanza notevole, e questo non è per spogliarci di responsabilità, perché giustamente ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, però credo che nelle difficoltà generali di una società come la nostra ci sia bisogno da parte di tutti di dare un contributo importante. Noi faremo indubbiamente la nostra parte, e mi auguro che per tutti quanti possa essere lo stesso, e che possa essere poi un anno felice, sereno, colmo di salute per tutti. Mister, ma appena si rientra a lavorare, lei ha subito contro la sua vecchia grande squadra. Sì, così, le coincidenze a volte della vita, però è indubbio il fatto che prima o poi bisogna incontrarle tutte, quindi il Milan ancora non ha giocato contro il Cagliari, ci tocca a gennaio subito alla ripresa dei lavori, e vedremo di prepararci ancora meglio se possibile, però per noi adesso è fondamentale quella che deve arrivare sabato. Gli auguri a chi? A tutti in generale, approfitto per fare veramente di cuore tanti auguri, tanti cari auguri, come dicevo prima, di serenità, di felicità e di tanta salute, perché credo che
quella sia estremamente importante. Quando c'è la salute, anche se può sembrare una frase fatta, però tutto il resto viene di conseguenza. Quando si sta male, sia qualcosa che non va, tutto diventa più complicato. Grazie.